Vicenza Oro in Fiera a Vicenza è il primo appuntamento nel calendario degli eventi espositivi internazionali dedicati al mondo dell'oreficeria, del gioiello, del lusso. Quale migliore occasione per conoscere il primo step, l'idea di gioiello che custodisce la filosofia del brand e attraverso i materiali esprime il design italiano. Negli spazi esclusivi di Vicenza Oro, i brand mostrano in anteprima mondiale le nuove collezioni, il risultato di un percorso che dall'idea porta alla realizzazione di vere e proprie opere d'arte. Sono 28 anni che sono completamente impregnato da questa meravigliosa professione che è il design del gioiello. È una passione che ho scoperto per caso, e un anno, quando avevo 7 anni, mia madre mi portò in Grecia e io rimasi affascinato dalla scoperta del tesoro di Filippo il Macedone a Verghina, che era stato esposto al Museo Nazionale di Atene. La storia dietro ogni singola creazione è l'anima di ogni gioiello, e questo è molto italiano perché è quello che ci insegnano nelle nostre scuole, nelle nostre università. Il nostro passato è il substrato culturale, sociale per un futuro, e quindi in questo mi sento molto italiano. Quello che mi piace fare è cercare l'eccellenza nel mondo, che non sia semplicemente italiana, ma sempre che parta da un percursus italiano. Cioè la ricerca stessa e la voglia di creare una storia dietro è molto italiana, e anche il know-how è molto italiano. Poi mi piace trovare le eccellenze nel mondo, quindi per esempio un orafo incredibile armeno, piuttosto che un miniaturista persiano e un incisore italiano. Questo connubio crea, a mio avviso, l'unicità e quello che trovo oggi sia il vero lusso, cioè la possibilità di andare a cercare nel mondo le eccellenze. Sono particolarmente affezionato a questo pezzo perché a mio avviso qui abbiamo tra le tecniche più raffinate nella gioielleria. Innanzitutto questo lavoro su questo turchese che è stato inciso all'interno con dell'oro rosa e dei brillanti, come i disegni dei tappeti persiani. Non ci scordiamo che questo è una delle creazioni più belle della collezione Le Sette Principesse, che è la nostra collezione ispirata alla Persia antica. Questo turchese è stato completamente realizzato in Italia da un maestro specializzato nella tecnica del ramage, quindi la parte del turchese è completamente fatta in Italia. La parte superiore, un po' art déco, che rappresenta una stilizzazione di un cipresso, un albero sacro per i persiani, l'albero per eccellenza, anche perché assomigliava al fuoco, il fuoco di Zaraustra. C'è questa parte che è stata fatta dai nostri orafi russi di San Pietroburgo, mentre questa parte inferiore è stata realizzata a Roma. E se vedete dietro la clip è anche essa una stilizzazione di un cipresso, e poi c'è questo elemento tipico dei nostri gioielli, che è l'elemento della multifunzionalità. Infatti questo pezzo può essere staccato e quindi si può indossare l'orecchino anche semplicemente solamente con la parte superiore, e la parte inferiore può essere inserita in una collana e quindi diventare un ciondolo, un piccolo pendente
con nella catena sempre il dettaglio che riprende l'orecchino. In questi dettagli che vengono ripresi io li chiamo un dialogo, cioè un dialogo tra le differenti parti del gioiello, in modo che la collana stessa non sia separata dal gioiello, dall'orecchino, ma ne faccia parte stilisticamente. Il ben fatto in Italia, i gioielli made in Italy sono straordinari. Dobbiamo sempre portare avanti l'italianità nel mondo, sia come artigianato ma anche come filosofia.